Colorate, col tacco o piatte, profumano di frutta ma non si mangiano. Sono le scarpe di plastica la nuova tendenza che impazza nelle vetrine dei negozi veneti. Da qualche anno le jelly shoes, così come le chiamano all'estero, hanno conquistato il mercato della calzatura non solo estivo ma anche invernale. Dalla ballerina all'infradito fino alle décolleté col tacco a spillo e agli stivali antipioggia, non c'è limite alla creatività. Anche famosi stilisti e designer di fama internazionale si sono lasciati contagiare dalla passione per la scarpa in plastica e ne hanno firmato il loro modello. Forme aggiornate e linee all'ultima moda, abbinate al comfort di un materiale che si adatta al piede, sono la ricetta del successo, per la gioia dei negozianti che intanto concludono affari. Stiamo avendo un ottimo successo, sicuramente è un articolo più estivo perché si presta di più nelle scarpe ballerine aperte, traforate. Quelle hanno la caratteristica di essere molto più comode e più traspiranti, diciamo, perché l'unico vero problema che ha questa scarpa è la traspirazione. Un impedimento che però non sembra creare troppi problemi alle aziende produttrici che si sono impegnate con linee che facilitano la traspirazione. D'estate viene tranquillamente sopperita dalla forma della scarpa, che è una forma retinata. D'inverno viene un po' chiusa, però viene sopperita dalla temperatura e dall'umidità. Una passione, quella per le scarpe in plastica, che colpisce tutte le fasce d'età. Si parte veramente dalle ragazze, dalle teenager, alle signore attente alla moda, che però sta anche attenta al portafoglio. Si va dalle 50 euro fino a superare i 200 per modelli arricchiti con strass e Swarovski. Un prezzo accessibile anche in tempi di crisi, e la scelta dei negozianti che hanno deciso di investire sulla plastica lo conferma. Abbiamo già fatto l'ordine per la prossima primavera-estate e riconfermeremo anche l'autunno-inverno.